Sportivi siciliani del canale 19 di TVM Palermo, rieccoci di nuovo insieme anche per questa settimana per il consueto spazio del giovedì sera alle 20:30 per parlare di calcio dilettantistico siciliano. Nella puntata del giovedì, come al solito, trattiamo di promozione, ma trattiamo anche la prima categoria. Per quanto riguarda il campionato di promozione, si è giocata la finalissima della Coppa Italia. Eccola qua la schermata, Messana 1966 che vince 4-2 dopo i calci di rigore contro il San Fratello Acquedolcese. Guardiamoci dunque il filmato e le emozioni dei calci di rigore. Amici sportivi, buon pomeriggio, ben trovati dal Ciccino Micale di Capo d'Orlando. È l'ultima probabilmente data da cerchiare in calendario per quanto riguarda il calcio dilettantistico siciliano, sicuramente per quanto riguarda la categoria della promozione, finale di Coppa Promozione, pronti a raccontarvi di Messana San Fratello Acquedolcese che si schiera con Commisso, Robles, Caracò, Dabò, Zingales, Piuca, Truglio, Martinez, Mincica, Cresciun e Ndaò. La Messana che risponde con Ferrara, Giosuè Bonasera, Fragapane, Rizzo, Tricamo, Gazzè, Ventra, Gargiulo, Barbera, Cannavò e Mondello. Il pallone tra i piedi di Salvo Mincica, il tentativo di inserimento di Martinez, ancora Mincica, salta l'avversario, Mincica sgancia il destro che però finisce tra le braccia di Riccardo Ferrara. Prima pausa di questo match al cooling break, ma attenzione a Rizzo perché la sua punizione è perfetta per Barbera che col sinistro non riesce né a metterla in mezzo né a mandarla verso la porta. Il colpo di testa di Gazzè, poi un secondo lancio, attenzione Cresciun, Mincica fuori gioco. Barbera con il calcio di punizione, va Barbera verso la porta, deviazione di Robles credo, ora sfera che va a passare sui piedi di Barbera dentro da Cannavò. Ndao, Crisafulli, uno dei primi palloni toccati dal difensore. Rizzo, la sventagliata per Ventra che la mette giù. Ventra punta Zingales, ancora Ventra, c'è lo spazio per il sinistro di Ventra. Va Mondello, un po' verso la porta, un po' verso l'aria, il pallone esce. Giosuè Bonasera, ancora sporcato, Gargiulo di testa. La finale di Coppa Promozione tra Messana e San Fratello Acquedolcese si giocherà ai calci di rigore. La prima trasformazione viene affidata a Cristian Barbera. Barbera contro Commisso, parte Barbera, il destro, spiazzato il portiere. Robles, il fischio. Parte il numero 6, destro, spiazzato Ferrara. La rincorsa, va Ventra, il sinistro, alle stelle. Eccolo Truglio, destro secco di Truglio. Va Sonco, rigore glaciale il suo. Piuca, rincorsa lunga, destro di Piuca per Ferrara. Para Riccardo Ferrara. Mondello contro Commisso. Alberto Mondello. Parte il numero 10 del San Fratello, rincorsa la frenata, il destro e Ferrara para pure questo. E Ferrara para pure questo. Qui al Ciccino Micale di Capo d'Orlando, il fischio. Il capitano Antonio Cannavò, la rincorsa, parte adesso, Cannavò! La Messana vince anche la Coppa Promozione e double per i giallorossi che dopo un successo in campionato proprio a +1 sul San Fratello Acquedolcese l'11 maggio chiudono il conto, chiudono i giochi e alzano anche la Coppa Promozione. Parliamo di Coppa Sicilia riservata alle squadre che partecipano al campionato di prima categoria, schermata con il risultato della semifinale di ritorno, la vittoria del Torregrotta 1-0 contro il Real Belvedere. Vittoria che permette al Torregrotta di giocare la finalissima domenica 18 contro il Pro Falcone, ma dato che il Pro Falcone ha già vinto il suo campionato nella stagione regolare, il Torregrotta, anche perdendo, acquisirà il diritto di partecipare la prossima stagione al campionato di promozione.
E la terza possibilità per il Real Belvedere o il Torregrotta, la terza strada per andare direttamente in promozione. Amici telespettatori, buon pomeriggio dallo stadio Simoncini di Siracusa e benvenuti alla semifinale di ritorno di Coppa Sicilia tra Real Belvedere e Torregrotta. Chi passa non arriverà soltanto nella finale contro la Pro Falcone, ma accederà direttamente al prossimo campionato di promozione. Andiamo subito con la lettura delle formazioni. Real Belvedere che si presenta con Iacono, Pasqualicchio, Conselmo, D'Agostino, Molisi, Laferla, Spoto, Amore, Gianni, Ricca e Germano. A disposizione Cardinale, Aiano, Cardarella, Bottaro, Fucile, Sultana, Fiore e Biamonte. Risponde il Torregrotta con Fiore, con Foti, Ferlazzo, Maccarrone, Matai, Alessandro Isgro, Battaglia, Giordano, Murò, Isgro, Trimboli e Rasà. A disposizione di Mister Giunta, La Rosa, Arizzi, Durante, Rodella, Crucitti, Calabro, Anastasi, Morabido e Gangemi. Arriva adesso il fischio d'inizio, comincia Real Belvedere Torregrotta con il primo pallone per Antonio Esgro che ricomincia subito per Matai. Attenzione, intanto il tentativo dalla sinistra, c'è il pallone liberato, poi arriva la conclusione di Laferla. Ci aveva provato prima Pasqualicchio col traversone, conclusione di Laferla a giro che però non ha inquadrato lo specchio della porta. D'Agostino, interessante il lancio sulla destra, c'è l'intervento di Alessandro Esgro, siamo al limite dell'area di rigore, il contatto con l'avversario non viene giudicato irregolare da Fundarotto che lascia correre. Ha rischiato tanto il Torregrotta che poi qui guadagna un calcio di punizione dopo il fallo commesso dal numero 6 D'Agostino ai danni di Battaglia. Pallone per il solito Esgro che duella ancora con Pasqualicchio, quindi Ferlazzo in aria, pallone per Rasà, lo stop ancora Rasà in aria. Tentativo che però non inquadra lo specchio della porta. Gioca nella zona di Ferlazzo, sempre Ferlazzo carica il destro da fuori e colpisce la traversa. Grande occasione per il Torregrotta, poi l'acrobazia di Rasà. L'abbiamo probabilmente chiamata nel corso di questo primo tempo la prima grande occasione del Torregrotta, che ha caricato il destro con Ferlazzo. Fundarotto fischia adesso, Giordano, pallone in aria, c'è lo stacco di testa, la sfera arriva nella zona di Trimboli, ancora Iacono, grande parata dell'estremo difensore del Real Belvedere. Ancora Giordano a testa alta, prova il cambio di gioco per Antonio Esgro che calcola bene il tempo, forse c'è un fallo, Isgro comunque prosegue, entra in aria ancora Isgro, l'intervento decisivo di Ricca. Giordano allarga il gioco per Maccarrone che prova il tiro, conclusione potente ma neutralizzata da Iacono. Alessandro Isgro, pallone per Antonio Isgro, ce ne sono due nella formazione rossa-azzurra. Ancora Battaglia, sempre per Isgro, pallone morbido in aria, cerca l'inserimento di Murò, tocco decisivo di Ricca che ha evitato il peggio per il Real Belvedere. 26esimo nel corso del secondo tempo, ne mancano 20 più recupero alla fine di questa semifinale di ritorno che probabilmente anche la Pro Falcone starà seguendo per capire chi affronterà nel confronto decisivo per l'assegnazione di questo trofeo. Tanto Rasa con il colpo di testa per Isgro che vince un duello, ancora Isgro si accende, prova il mancino ed è il vantaggio del Torregrotta con l'uomo più atteso, con Antonio Isgro che al 27esimo della ripresa porta avanti il Torregrotta. Azione perfetta con la sponda di Rasà e poi la conclusione perfetta di Antonio Esgro che ha mandato la sfera all'angolino insaccando il vantaggio dei suoi al 72esimo. Batte adesso il corner il Real Belvedere, Laferla con il traversone in aria, prova a staccare Ricca, si propone dall'altra parte Pasqualicchio, traversone in aria e poi ancora la testa di Rodella per un altro corner del Real Belvedere. 39esimo, 6 più recupero alla fine di questa partita. La formazione perrona di casa vuole trovare chiaramente il gol del pareggio, sempre la Ferla ad andare con la battuta, c'è il traversone sul secondo palo, un po' di confusione, si gira Ricca e va vicino all'1-1, ma c'è ancora un altro tiro dalla bandierina quando siamo a pochi secondi dal 90esimo e il Real Belvedere sta attaccando. C'è questo traversone di Pasqualicchio che finisce tra le mani di Foti
tutto il Real Belvedere, la metà campo del Torregrotta. Qui c'è il traversone letto benissimo da Fodi, che esce in presa alta, blocca la sfera e interrompe. Un'altra azione del Torregrotta guadagnando secondi preziosissimi. Siamo al 96esimo, Ricca gioca sulla sinistra per Pasqualicchio, sicuramente Fundarotto farà giocare ancora un po'. Qui c'è il tentativo per D'Agostino, poi arriva Durante con il colpo di testa e poi fischia 3 volte Fundarotto. Il Torregrotta passa al Simoncini, batte 1-0 il Real Belvedere e guadagna la finale di Coppa Sicilia, ma soprattutto conquista il salto in promozione. Torregrotta che festeggia grazie al gol di Antonio Esgro, una perla arrivata nel secondo tempo che permetterà al Torregrotta di giocarsi un trofeo proprio contro la Pro Falcone probabilmente la prossima settimana, ma che soprattutto vale il ritorno tanto voluto in promozione. È bastata una perla di Antonio Esgro per il ritorno meritato del Torregrotta. Onore anche al Real Belvedere che ha lottato fino all'ultimo, che ha inseguito questo ritorno in promozione, che però è stato conquistato dal Torregrotta. È tutto, un saluto e a risentirci per le prossime partite. Parliamo a questo punto degli spareggi del campionato di prima categoria. Eccola qua la schermata. Camporeale Calcio che vince 2-0 contro il Gangi, pertanto acquisirà il diritto di disputare la prossima stagione il campionato di promozione insieme alle altre 2 squadre che tramite gli spareggi hanno già ottenuto il pass verso la categoria superiore. Sono il Città di Mascali ed il Futura. Per chiudere questa prima parte della nostra trasmissione voglio farvi vedere anche la schermata con le società che vincono il campionato di seconda categoria e la prossima stagione disputeranno il campionato di prima categoria. Eccola qua la schermata: Cianciana Calcio, il Sicilia Football Club, la squadra del Tortorici, provincia di Messina, Nike 2022 di Giardini Naxos, Sporting Indipendenza di Catania, Azzurra Francofonte ed infine lo Sporting Casale di Catena Nuova. Chiudiamo dunque questa prima parte della nostra trasmissione, adesso spazio come al solito alla pubblicità. Nella seconda parte ci saranno i tanto attesi face to face. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antoni. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Tutto il meglio del calcio dilettantistico siciliano in un'unica grande serata. Il galà del calcio nostrano va in passerella con la premiazione dei migliori dirigenti, i migliori tecnici, i migliori atleti della stagione calcistica. Una serata esclusiva con il gotha dirigenziale e sportivo del calcio siciliano, le eccellenze dello sport, del giornalismo e dello spettacolo. Presenta Ettore Tortorici.
Eccoci rientrati con la seconda parte, diamo subito spazio e volto ai nostri face to face di questa puntata. Noi ci vedremo come al solito al termine per i consueti saluti. Benvenuti nel nostro face to face, il consueto spazio dedicato al faccia a faccia con i protagonisti del calcio dilettantistico siciliano. Subito la scheda di presentazione del nostro ospite odierno. Allenatore e uomo vincente, mai appariscente e sempre fedele alla sua linea, ovvero l'uomo della porta accanto. Con noi Filippo Raciti. Ciao Filippo, ben trovato. Ciao Ettore, grazie dell'invito. Pronto per 7 domande? Prontissimo. Con la libertà di rispondere in maniera semplice e con tanta gioia e simpatia. Allora, iniziamo subito con la prima. Calcio e solo calcio nella tua vita, tra l'altro spesso vincente. Ma quali sono le cose che appassionano veramente Filippo Raciti? Il tempo libero, oltre ovviamente il calcio, diciamo che mi piace stare... Hai un hobby, qualcosa di sì, particolare? a parte che mi piace comunque vivere la gente, vivere gli amici. Hobby ovviamente non ho tantissimi hobby. Anche perché il tempo è sempre molto limitato. Il tempo è sempre tantissimo, invece il tempo è poco, perché il calcio si dice che forse il momento dove ti rilassi è quando sei in campo. È vero. Quindi quando sei fuori, forse... Però c'è sempre una passione personale che ti porti anche da quando sei bambino. Sì, ma diciamo che da sempre, sai, quei momenti liberi li ho preferiti sempre passare con le persone che vuoi bene. Più care. Le persone più care, perché sono secondo me quei momenti che rimarranno sempre, quei momenti oggi da non perdere. Soprattutto adesso che il valore della famiglia è diventato un po' velleitario alcuni momenti. Quando hai delle divergenze con un tuo amico, sei pronto a discutere o a chiarire in una cena, oppure preferisci insomma riflettere e poi dopo in un secondo momento eventualmente risolvere il problema? No, guarda, credo una persona molto diretta. Una persona... Cioè non aspetti l'indomani? No, non è impossibile. Mi piace parlare subito, chiarire tutto subito, e anche se devo dire che non ho avuto, grazie a Dio, molti di questi problemi nella mia vita. Sono uno che comunque va d'accordo quasi con tutti. Piace chiarire tutto subito. Insomma, non rimandi, No, preferisci andare di getto subito, anche se spesso e volentieri si è sempre un po' amareggiati e un po' arrabbiati. Sì, però sai, da quella rabbia, da quell'amarezza a volte riesci comunque a Arrivano delle estrapolare, risposte giuste. Sì, delle emozioni giuste. Le gioie vanno spesso di pari passo con le amarezze. Qual è la tua più grande amarezza che hai avuto nella tua vita? Allora, la mia più grande amarezza credo che sia stata quella di, magari a una certa età, magari di non provare a fare il calciatore in maniera seria, in maniera professionale, anche perché comunque sai, C'erano state delle occasioni. Ho avuto la fortuna sempre di giocare da calciatore, parlo in Sicilia, in piazze gloriose, in piazze forti, quindi magari sai, forte dall'ambizione di giocare in quelle piazze, forte dall'ambizione di poter riuscire magari a vincere in quelle piazze, a volte non ti permette di fare quel passo in più, perché ti adagia, no? Ti fa stare forse tranquillo in quella zona comfort. E in quella zona comfort, se sai, hai quell'amarezza, era quella proprio di oltrepassarla e magari capire quello che c'era fuori. Quindi poteva succedere tutta un'altra storia, nel senso che se avessi avuto forse quella determinazione in più... Mi sono accontentato tantissimo. Ti sei accontentato. Mi sono accontentato. Quindi mai accontentarsi, perché Ed è se no quello si che non rischia voglio poi fare, di perdere ed è quello che non le voglio occasioni. fare
non voglio fare da allenatore. Da allenatore. Beh, l'esperienza ti ha portato aiuta, giustamente esattamente. a dare un altro significato alla tua Esattamente. carriera sotto questo punto di vista. Senti, riesci a scindere la figura dell'opportunista con la figura di un tuo presunto amico conoscente? No. C'è molto opportunismo spesso e volentieri da parte anche degli amici conoscenti. Sì, quello, ma non solo nel nostro ambiente, ma credo che proprio nella vita in generale. L'uomo, si dice l'occasione fa l'uomo ladro, È no? vero. Quindi questo credo che è inutile nasconderlo, credo che ce l'abbiamo un po' tutti. Essere opportunisti, magari c'è chi lo è di più, c'è chi lo è di meno, però credo che a volte, sai, l'opportunismo in sé, se magari viene abbinato a qualcosa di positivo, Sì. che ti può far sia ambire sia crescere, non è da escludere, e non è un male. Quello là comunque negativo, quello che diciamo per far bene tu, far bene, Ecco, in far questo male agli caso altri, quello succede però che succede spesso e tantissimo, e volentieri quello è qualcheduno sfrutta Esattamente. questa possibilità. quello è negativo e quello è da condannare perché Non va da nessuna parte, non va da nessuna parte, non va da non è giusto nessuna così. parte, è vero. Senti, tra Antonio Conte e Filippo Inzaghi, con chi andresti a cena e perché? Credo che Conte oggi, penso che è stato sempre, no? È stato quello che chi magari forse non so, vuoi per il modulo, vuoi per tante, magari una sua gran parte caratteriale che non dico che mi assomiglia, però sai, lo guardi come quel sergente, lo guardi come quella persona che con i modi, con le maniere e con l'ambizione ha fatto tutta la sua carriera, no? E credo che a cena andrei con lui per capire, per poter parlare, per poter rubare. Insomma, la rubare sua qualcosina. caratteristica, il suo carattere sono i punti che ti attraggono più di Filippo Inzaghi. Sì, ma anche la sua carriera, perché comunque lui ha fatto tutta la sua vita con il lavoro. È un malato di lavoro, è uno che forse non devi dire grazie a nessuno, perché ha iniziato progetti su società disastrose e li ha portati a vincere, li ha portati a rivincere e li ha portati. Quindi guardi gli ha lui dato come- molta dignità. come tante- esempio. Esatto, molta dignità ha dato a molte società che da tempo l'avevano persa. Al limite con Filippo Inzaghi prendi un aperitivo. Sì, poi facciamo i cross e lui. Infatti. Nella tua breve esperienza in Portogallo, cosa ricordi? Sono state più amarezze o più positività? No, molto più positività, un calcio diverso, una mentalità diversa, magari qui Perché poi, diciamolo pure, è arrivata questa possibilità, in questo caso cosa ha rinunciato? L'allenatore Raciti o l'uomo Raciti a rimanere in Portogallo? No, diciamo che non c'è stata una forse sono passi magari prematuri, sono magari situazioni dove questo arrivava nel mio secondo anno di allenatore. Sì. Quindi già quest'anno è il mio sesto anno, Sì. magari ho più esperienza o magari più gestione al di fuori del campo che dentro il campo, perché comunque credo che l'allenatore deve essere ormai a 360 gradi, deve essere una figura Diciamo, capace. è stata un'opportunità che giustamente hai comunque Sì, oggi devi essere forse, proprio devi lavorare a 360 gradi, devi essere un manager. Sì. Ormai il ruolo dell'allenatore sta andando un po' più su quello manageriale ormai, Sì. quindi sai. Soprattutto nel calcio europeo. Esattamente, 6 anni fa, 5 anni fa c'erano magari da gestire situazioni extra, situazioni dove magari oggi non dico che sono bravo, però con l'esperienza riesco a gestire magari in maniera diversa, però credo che, non ti nascondo che lavorare all'estero con la mentalità europea oggi è tanta roba. Diciamo che hai tratto qualcosa che adesso ti stai Sì, portando nel moltissimo. tuo bagaglio tecnico. Moltissimo, perché sai, lavorare con stranieri, anche se in Italia al momento ce ne sono tantissimi, vedi argentini, spagnoli, Sì. quindi il calcio ormai si è andato un po' più sulla globalizzazione. Anche e soprattutto nel nel dilettantismo. Quindi dico che magari lavorare là con 24 stranieri mi ha aiutato nel tempo a poter andare a gestire quelli che adesso sono gli stranieri. Mi fai nelle nostre capire squadre. quindi che se una proposta arrivasse adesso ti sentiresti decisamente più pronto? Sì, c'è un po' di esperienza. Un po' più di Sono esperienza. 4 anni in più. Beh, certo, quello fa tanto. Fa tanto. E quindi potrebbe anche succedere. In questo caso potresti anche pensare di accettare. Sì, però bisogna gestire Tante cose. tante situazioni che dove magari prima erano un po' più facili, adesso sono un po' più difficili da gestire, Infatti. quindi meglio rimaniamo intanto su dove ci stiamo
stiamo lavorando e Bene, cerchiamo di lavorare sempre bene. È una domanda, quella sul Portogallo, che si lega secondo me anche con la prossima che chiude il nostro face to face. La tua domenica perfetta, senza pallone, ma con la famiglia probabilmente. Come fai a gestire questa cosa senza guardare neanche il cellulare? Ovviamente senza calcio la domenica penso che si sta malissimo. È difficile perché comunque la nostra domenica calcistica forse abbiamo iniziato all'età di 5-6 anni. Fino a 41 però è anche vero che c'è un periodo in cui comunque sono quei periodi calcio, dove sì, sono e quei sei altri con la periodi domenica senza pallone. sì, ma non pensi sempre a quella domenica che cosa potesse quindi il cellulare lo continui a guardare. Sì, magari controlli, no? Magari se il campionato è fermo ovviamente ti rilassi pure gli altri giorni perché non ci sono partite, ma segui sempre tante dinamiche nel calcio, perché il calcio quelle dinamiche non finiscono mai, però poi ci sono anche quelle domeniche, quei giorni dove magari con la famiglia di libertà, dove preferisci passarlo con le persone che ti fa piacere passare quei giorni, quindi sono le persone che hai a cuore. Chiaro, è logica. Tra l'altro la famiglia dà quell'equilibrio fondamentale anche quando non è presente, no? Sapendo che esiste comunque un riferimento ti aiuta ad avere equilibrio anche nella quotidianità. Sì, ma la persona che ti fa stare bene, tutti abbiamo, diciamo, quelle persone, no, indipendentemente dagli affetti, dagli amori, no? Chiaro. Quelle persone che ti fanno stare bene, però credo che c'è la voglia e il piacere poi di magari trascorrere, di passare quei giorni insieme a loro. Esatto. In bocca al lupo per tutto. Viva il lupo, grazie. Grazie a Filippo Raciti, l'ospite del nostro Face to Face. Appuntamento al prossimo. Benvenuti nel nostro faccia a faccia, il face to face con i protagonisti del calcio dilettantistico siciliano. Conosciamo subito la figura del nostro ospite odierno. Amante della propria passione, meticoloso, puntiglioso, determinato. Sempre sul pezzo, in continuo aggiornamento. Sarà così anche nella vita privata? Questa sarà una delle domande che chiaramente porrò al nostro ospite, che vado subito a presentare, Angelo Bognanni. Ciao Angelo, ben trovato. Buonasera a tutti e grazie per l'invito, Ettore. Allora Angelo, attenzione, saranno 7 domande dove probabilmente conosceremo di più la figura di Angelo Bognanni. E proprio sulla domanda che è stata dettata nella scheda di presentazione mi sembra giusto iniziare. Sei così anche nella vita privata? Puntiglioso, meticoloso e tanto altro? Sì, questo lo dovremmo chiedere alle persone che mi conoscono, però io ti posso dire che molto spesso la mia vita è condizionata dalla mia grande passione, che è il calcio e allenare. Vero, certe volte poi a secondo i momenti della stagione posso essere più o meno nervoso, meticoloso, puntiglioso, però in linea di massima possiamo dire che anche fuori dal campo sono così. Cerco di avere tutto sotto controllo, cerco di avere tutto sotto le mani, perché devo essere sempre il protagonista della situazione. Benissimo. Diciamo così. Allora a questo punto la domanda successiva è un po' trabocchetto, perché dice: ti sei mai sentito ostacolato nei tuoi obiettivi? E in quel caso come agisci? A livello di vita personale, di vita privata, nell'arco degli anni alcune volte mi sono sentito un po' ostacolato. Ho cercato di far capire alle persone che avevo di fronte che la mia strada è quella, devo cercare di andare avanti, devo cercare di migliorarmi, e molto spesso le persone di fronte a me lo hanno capito e mi hanno assecondato. Però è capitato anche che chi era davanti a me mi ha messo una specie di muro e io lì ho cercato di scegliere quello che è bene per me. Quindi non sei tanto disposto a fare il muro contro muro? Muro contro muro no, però io cerco di dare tutte le giustificazioni, le spiegazioni per far capire all'interlocutore, alla persona di fronte a me. Sei per il dialogo? Sono sempre per il dialogo, per la condivisione, per il confronto. Poi quando vedo che dall'altra parte c'è un muro totale, io rinunci? Giro e vado avanti per la mia strada, augurando il meglio a chi è stato di fronte a me. Angelo, la tua passione ti ha portato anche a delle rinunce? Sì, io
per questa passione che ho da fin da piccolo, da quando avevo 24 anni ho iniziato ad allenare, alleno quindi da 15 anni. Molto spesso durante le stagioni, durante questo percorso di crescita professionale ho fatto molte rinunce. Ti posso fare un esempio: quando i miei amici, quando eravamo giovani, uscivano o pensavano a divertirsi, il mio primo obiettivo il sabato era studiare e pensare alla partita dell'indomani. O in estate, quando i miei amici andavano a Ibiza, ti faccio un esempio, io invece il mio obiettivo era andare ai ritiri di squadre di Serie A e di Serie B per cercare di carpire, di studiare i professionisti. E così è stato anche nel 2012, quando sono stato a studiare il ritiro a Châtillon della Juventus di Conte, e da lì mi è partito e mi si è aperto un mondo. Insomma, il tuo sacrificio poi alla fine è risultato certamente positivo per la tua crescita. Diciamo che i sacrifici che ho fatto nella mia vita e nella mia età più giovanile, più adolescenziale, mi ha permesso di fare questo percorso, mi ha permesso di crescere, e sto facendo di questa mia passione una vera professione. Parliamo un po' anche della tua vita personale. Nella tua vita privata ti sei mai sentito cacciatore o più spesso invece preda? Allora, è una domanda difficile, si possono aprire vari mondi e vari argomenti, però io preferisco essere più un cacciatore, perché se voglio una cosa devo cercare di raggiungerla, se mi fisso per raggiungere, per ottenere quella cosa, farò di tutto per averla tra le mie mani o averla nel mio possesso, tra virgolette. Quindi cerco sempre io di prendere l'iniziativa. Non sei per niente una preda? No, questo no. Benissimo. Vorrei conoscere la tua emozione più forte che hai avuto e che metti sempre in primo piano quando c'è da tirare fuori un ricordo che ti emoziona. Una domanda importante. La mia vita è fatta di tante cose importanti, di tante tappe importanti, di tante situazioni personali e private. Sono cose molto molto personali. Diciamo che la mia vita, la mia crescita professionale, la mia visione delle cose è cambiata tanto quando c'è stato l'incidente nel 2001 di mia nonna, che teneva molto a me. Io a lei ero molto legato, e le promesse che ho fatto a lei alcune settimane prima che succedeva quell'incidente li sto portando avanti adesso. Quando io prometto a mia nonna, io cerco di essere una persona per bene, cerco di raggiungere e di perseguire nella mia strada personale. A distanza di 24 anni ti posso dire che sto cercando di mantenere quelle promesse. Quasi tutti i tuoi colleghi hanno sempre raccontato le emozioni, che so, di una partita o di un gesto atletico. Tu invece, mi sorprendi, racconti soprattutto un'emozione personale vissuta con una persona cara. Una persona cara che mi ha cresciuto insieme a mia madre, mi ha indirizzato, secondo me, nella parte migliore della vita, nell'essere sempre rispettoso, nell'essere sempre se stesso e nell'essere sempre educato verso gli altri. Questo modo di vedere mi ha facilitato nel mio percorso, mi ha fatto crescere, mi ha forgiato, mi ha fatto pian piano, con l'esperienza, con gli anni, fatto vedere le cose sotto una lente particolare. E poi, come ti posso dire, l'ultimo avvenimento che mi ha un po' segnato a livello professionale è stato il corso UEFA che ho fatto a Coverciano. Ho fatto il corso di giugno e mi preme dire che sono entrato senza deroghe, senza raccomandazioni, senza nessuna chiamata particolare, ma solo con i miei sacrifici, gli anni di allenamento, gli anni di studio, con la laurea e con tutto il percorso che ho fatto a livello professionale. Perché ci tieni a sottolineare questa cosa? Perché molto spesso in Sicilia si parla di Bognanni come quel ragazzo che dice dove vuole arrivare. Quel ragazzo che è partito dal basso, quel ragazzo che è partito a 24 anni dalla seconda categoria, ha scalato molte categorie e sta cercando di costruirsi. E fare un corso UEFA a giugno, che è quello più difficile, con Andanovic, con Ribéry, con Diamanti, con Criscito, con Antonini e con tanti altri colleghi importanti, come ad esempio Gaspare Cacciola della Sicilia, mi ha permesso di crescere, mi ha permesso di vedere le cose a 360 gradi, e ti posso dire che quell'esperienza mi ha molto forgiato. Mi piace questa tua confidenza, complimenti, perché insomma, raccontandola ti sei un po', in un certo senso, ancora una volta più identificato. Mare o monti? Quale di queste località preferisci come meta, se c'è, nella tua vacanza? Allora, diciamo che vacanze ne faccio poche e niente. Immaginavo. Perché per noi allenatori, o almeno per me, il periodo di giugno e metà luglio
dovrebbe essere il periodo delle vacanze, invece noi siamo sempre costantemente a telefono, siamo sempre lì sul pezzo, siamo sempre con i direttori a sentirci 100 volte al giorno. È una fase di programmazione. Però se potessi scegliere ti dico che preferisco la montagna, più serenità, più tranquillità, riflessiva, più riflessiva. Dove posso stare meglio, meno caos, meno caos, bravo, perché vivo di caos tutto l'anno, quindi almeno quel mese stacchi la spilla proprio per l'occasione, per stare un po' più sereno. Senti, che rapporto hai con i tuoi amici veri? Vuoi un feeling diretto oppure ti sta bene un rapporto così anche saltuario? Allora io tutti diciamo che abbiamo tantissimi amici, ma secondo me gli amici veri sono pochi. Io ho pochissimi amici veri di cui mi fido ciecamente. Preferisco avere un contatto diretto, avere un rapporto diretto, e se c'è qualche cosa che loro non sono d'accordo con me, a me mi fa piacere quando mi dicono: Angelo, secondo me questa cosa è così. E quindi sentire l'opinione anche dell'altro di cui ti fidi e hai un gran rapporto per me è importante. Per me è importante perché certe volte mi riescono a far vedere le cose a 360 gradi. Ma non perché tu non sia riflessivo, ma il parere forse anche di una persona cara ti aiuta a completare magari il comportamento che devi attuare. Perfetto, il parere di una persona cara di cui tu ti fidi ti può servire su determinate situazioni. Non parlo a livello professionale, perché nella vita, nella diciamo, sfera professionale io ascolto solo i collaboratori tecnici che ho, ma nella vita il parere di un amico è importante. Quindi scendi per bene la parte, diciamo, sportiva, lavorativa con quella privata. Bravo, sì, perché gli amici che ho, metà fanno parte del mondo del calcio e metà no, addirittura il calcio non gli piace, quindi a secondo... Ma forse mi sa che i suggerimenti migliori arrivano da quella parte. Sì, su molte cose perché sì. sono spensierati. Sono spensierati. Senza interesse. E dicono le cose così di getto, come gli viene, senza interesse. È vero. Sei pronto sempre a metterti in gioco. Questo non rischia di sembrare che la tua vita è sempre piena di difficoltà? Oppure il tuo stato d'animo ha l'esigenza di essere sempre stimolato? Entrambe le cose. Io vivo di pressione, io vivo di stimoli. Ne abbiamo parlato anche in questi giorni. Per me, per come vedo io la vita, è sempre un continuo miglioramento, è sempre un continuo studio, è sempre un continuo approcciarmi su qualcosa che mi stimola a qualcosa di nuovo. Abbiamo appena vinto il campionato di eccellenza. Il mio primo obiettivo, se è possibile, è quello di fare una buona Serie D. Ci sono allenatori che invece scelgono di rimanere nella categoria che hanno vinto dell'eccellenza per cercare di rimanere lì nel loro habitat naturale. Invece io no, cerco sempre qualcosa di nuovo, se è possibile, se ci sono le giuste condizioni, perché è una continua sfida con me stesso. Questo fa parte in un certo senso anche del tuo carattere, no? Guardare sempre avanti per alzare sempre di più l'asticella. Sì, perché ripeto, ritorniamo sempre alla mia crescita, al mio modo di vedere la vita. Il giorno in cui io dirò mi accontento, per me, secondo me, è finita. Invece se uno cerca sempre di migliorarsi, poi ci possono essere degli errori, fa parte della vita, fa parte dell'essere umano, però uno deve avere sempre ambizione, secondo me. Io credo che tu ti sia raccontato in una maniera così schietta, così libera, che mi fa piacere, perché abbiamo conosciuto anche Angelo Bognanni al di là di quello che è il rettangolo del gioco, perché spesso e volentieri ti vediamo giustamente molto intenso, adrenalinico al massimo. Sì, dentro il campo, chi lavora con me lo sa. Quando io mi metto la tuta, entro dentro il campo, o durante il microciclo settimanale di lavoro, o durante la partita della domenica ufficiale, io divento un'altra persona. Ma finendo l'attività professionale, appena esco dal campo, io sono il primo a ridere, a scherzare, a tenere banco, tra virgolette. Angelo, abbiamo esaurito le 7 domande, ma io adesso, dato che tu mi parlavi diciamo della panchina che vivi in quella maniera, mi sorprende una cosa, che tu usi sempre un cappellino. Sì. È una forma scaramantica oppure insomma ti fa stare bene a prescindere dalla scaramanzia o meno? No, non è una cosa scaramantica, è una cosa che mi fa stare bene, perché ormai mi identifico con quel cappellino. Quindi se ad esempio ho la tuta blu, metto il cappellino blu. Se ho qualcosa di scuro nero, mi metto il cappellino blu. Vado di comune accordo con lui. Infatti ogni tanto gli parlo, dico ci siamo. Benissimo. Angelo, ti ringrazio. Grazie. Sei stato veramente originale e soprattutto vero, perché la trasmissione Face to Face nasce proprio per raccontarsi in una maniera vera, e credo che tu, insomma, hai fatto questo. E mi sono trovato benissimo, perché ho risposto di getto, ho risposto per quello che sento dentro. Grazie Angelo, buona fortuna per tutto. Grazie a voi, grazie per l'invito. Bene, abbiamo concluso qui lo spazio del nostro Face to Face. Appuntamento al prossimo.
Bentrovati nel nostro Face to Face. Andiamo subito a scoprire il personaggio con il quale chiacchiereremo nei prossimi minuti. Intanto vi do una scheda di introduzione. Elegante, concreto in campo, duttile battagliero da allenatore. A Face to Face Francesco Di Gaetano. Ciao Francesco, ben trovato. Ciao Ettore, grazie. Sono felice perché finalmente cercheremo di scoprire tanti lati di Francesco che forse in pochi conoscono. Ho questa sensazione, ti conoscono proprio solamente dal punto di vista sportivo. Sì, magari più che altro i tifosi mi conoscono solo dal punto di vista sportivo. Con chi lavoro poi... Ma sei un tipo riservato però, ho questa sensazione. Sì, sono riservato, però con chi lavoro, con chi frequento, comunque sono abbastanza socievole, disponibile e molto aperto. Vedremo cosa succederà perché saranno 7 le domande che ti farò e saranno 7 le risposte. La prima, dopo la tua bella carriera da calciatore, il tuo sogno era veramente quello di allenare dopo? Sì, ti rispondo Da con sempre? fermezza, da sempre, anche dentro al campo ero uno che mentre giocavo davo indicazioni ai miei compagni sulle scalate. Diciamo che eri piuttosto- già un allenatore in campo. Sì, ma è una cosa che mi ha sempre affascinato, forse pure perché, sai, papà ha fatto anche questo e l'ho seguito da quando avevo 3 anni ai 14 anni, che poi è stato l'anno in cui poi papà è venuto a mancare. Quindi quando ti è capitata la situazione di allenare non ci hai pensato un attimo, anzi forse probabilmente hai coronato il tuo sogno. Sì, ma devo essere sincero, lì devo ringraziare comunque Roberto Boscaglia, perché io l'ho conosciuto ad Alcamo e lì ancora giocavo. Abbiamo vinto campionato e Coppa Italia, andiamo a Caltanissetta e lì inizio ad essere sia un calciatore ancora che già il vice allenatore di Boscaglia. Addirittura, quindi già assimilavi Sì. anche le sue lezioni a Sì. tutti gli effetti. Ma è vero che non si è mai profeti in patria? È un detto veritiero, soprattutto per gli allenatori? Ma guarda, non lo so, ci sono delle situazioni in cui corrisponde a verità e altre... Poi secondo me dipende molto dal momento, dalle squadre, dalle dirigenze, da un po' di tante cose che messe insieme poi fanno Quindi la differenza. questa domanda te la sei posta forse evidentemente, soprattutto tu che hai un po' girato anche non soltanto la Sicilia. Sì, quello te lo poni, è normale. Io, guarda, da piccolo, no? È normale che tu sogni di poter giocare o comunque allenare un domani nella squadra della tua città. E oggi mi chiedo se sì, sicuramente sarebbe un sogno farlo, però non so come poi andrebbe a finire. Ma quanto incide poi alla fine la famiglia, gli amici, anche nelle tue scelte sportive? Allora, la famiglia secondo me è troppo importante, perché comunque sia spesso sono quelli che pagano la tua assenza, pagano un po' il tuo distacco fisico, no? E quindi se non hai davvero delle persone accanto che ti supportano e che ti sostengono, diventa duro fare bene il tuo lavoro lontano da Nel casa. bene e nel male. Nel bene e nel male. Perché cioè. poi alla fine può capitare alcune situazioni negative e allora lì forse gli amici veramente ti danno una mano perché ti supportano. Sì, è vero. La famiglia? La famiglia, certo, poi quando non si è abituati a stare sotto lo stesso tetto poi diventa dura. Molto dura, è vero. Tu hai figli? Ho 2 figlie, sì, una di 19 e una di 15, sono Alice e Romina. E comprendono il lavoro del papà? Sì, comprendono e ti dico, sono credo anche orgogliose, un po' si vantano, no? Che il padre ancora sia sportivo, comunque, perché comunque siamo sempre a contatto con i giovani e restiamo giovani anche noi. Bene, attenzione perché la prossima domanda è un po' trabocchetto, però sono sicuro che andrà bene per te. Tu ami il casual o l'elegante? E soprattutto, che fascino bisogna avere per far colpo con una donna? Bella domanda. Bella domanda. Allora, intanto casual o elegante? Allora, a me piace stare, soprattutto col lavoro che faccio, mi piace stare molto in tuta. Vabbè, chiaro. Durante la settimana, però se devo uscire la sera
non metto quasi mai jeans. Quindi vai un po' sull'elegante, sì, in un certo po' senso. sull'elegante, un po' sulla classe, no? Sulla classe, certo. E poi cosa bisogna avere per cercare veramente Ma di io far credo colpo che, con una donna? ma secondo me se sei Con spontaneo... grande rispetto per la tua cara consorte. No, ma assolutamente, ma per tutte le donne. Certo, nel per rispetto. tutte le donne, certo. Io penso che se sei naturale, se sei spontaneo, alla fine il tuo carattere viene fuori. Quindi la prima impressione è vero quella che puoi dare a una persona e quindi ricevere un'attenzione particolare, ma poi se a lungo andare non confermi quello Certo, che hai certo. dato all'inizio. L'impatto è fondamentale, sì. però poi dopo ci vogliono i fatti anche nel comportamento e tanto però, altro. Sì, poi ci sono gli sguardi, ci sono tante piccole cose che Hai conquistato tue mogli in questa maniera, ho questa sensazione. Ma io diciamo che conquisto tutti quelli con cui ho a che fare per bene. la mia solarità. Bene, ed è Quindi- vero, sei molto contagioso. Senti, nella tua scatola dei ricordi c'è per caso un indumento, un oggetto sportivo che custodisci gelosamente, che fa parte veramente della tua vita? Allora, ce l'ho, però in realtà non lo custodisco io, ma lo tiene mia sorella. Addirittura. Ed è una scarpetta, possiamo dire la marca? Assolutamente sì, nessun È problema. una scarpetta dell'Adidas da Sì. calcio a 6 tacchetti, proprio piccolina, no? E questa qui era una cosa a cui teneva molto mio padre. E la appendeva sempre nelle sue macchine, nello specchietto Quindi un retrovisore. oggettino piccolo, Un oggettino ma piccolo, ma- dall'immenso valore. Sì, sicuramente, guarda, puoi togliermi tutto, ma non quello. Scusa, ma perché lo tiene tua sorella e non lo tieni tu? Perché io ho paura di perdere. Bene, ma l'importante è che non si perda No, a tutti gli assolutamente. effetti. Senti, ma quanto self-control deve avere un allenatore per battagliare quasi quotidianamente tra società, calciatori, stampa? Guarda, a volte il mio collaboratore, quindi Vincenzo Porretto, mi chiede, anzi si chiede e poi mi chiede, ma come fai? Come fai a restare calmo davanti a certe situazioni? Come fai ad affrontare il tutto con questa serenità, con questa calma glaciale? Perché ce ne vuole tanta. Sì, sì, però ce ne io vuole sai, tanta. forse anche è una cosa del mio carattere essere così tranquillo, sereno. Ho un piccolo difetto, se vogliamo, che quando poi arrivo al limite, se esplodo, allora posso fare anche male. Fai danni. Sì, purtroppo è una pecca. Però sai, impiego tanto per arrivarci. Vabbè, poi con la maturità giustamente questi tempi si allungano, no? Sì, però bisogna essere anche diplomatici, bisogna essere anche figli di buona madre. Soprattutto nel mondo del calcio, Assolutamente. diciamolo pure. Senti, voglio chiudere questa bella chiacchierata con una domanda che forse probabilmente ci sta a pennello. A chi devi dire grazie? E a chi devo dire grazie? Parli dell'aspetto professionale? Assolutamente sì, no, non sulla vita personale, ma sull'aspetto professionale. Guarda, Ettore, qualcuno mi dice che a volte sono presuntuoso, però non lo sono. E con gli anni ti posso dire che ad oggi, e sfido chiunque a dire il contrario, a me calcisticamente non mi ha mai regalato niente nessuno. Te lo sei andato a cercare Me lo sono con andato forza a e cercare determinazione. con sudore, con pazienza, con perseveranza. E te lo sei tenuto Io stretto. ho lottato su tutti i fronti. Pensa che quando abbiamo vinto il campionato di Serie C e siamo andati in Serie B, io non ero abilitato a fare la Serie B. Sì. E all'epoca c'era una norma che prevedeva che soltanto l'allenatore in prima, vincendo il campionato di C, aveva l'accesso al supercorso. Cosa che da quel momento in poi, perché mi sono impuntato, ho smosso un mondo, nel senso, ma in prima persona. Immagino. Non ho chiesto a nessuno. L'ultima chance che ho avuto è quella di mandare una mail ad Abete. Addirittura? Sì. E ti ha ascoltato? Dove in quella mail gli ho scritto tutto il mio percorso calcistico e gli ho detto che secondo me era da rivedere questa norma in quanto si privava una persona che aveva meritato sul campo di avere un qualcosa che gli potesse consentire. Però è anche vero che ultimamente molti allenatori hanno preso il patentino di seconda categoria in una maniera molto facile rispetto a 20-30 anni fa. Lo so. Quindi c'è stata anche un po' di inflazione.
Questo guarda, non lo so. Beh, perché non è il adesso... caso tuo, ci no, mancherebbe. no, ma da quel momento in poi comunque lui, mi ricordo infatti il giorno che mi chiamò, mi disse, mister, lei ha ragione, lei farà il vice. Bene. E sarà abilitato al prossimo corso, farà parte del corso e se sarà abilitato farà il suo ruolo. Quindi devi dire grazie a te stesso, a insomma, me stesso, alla mia per tutto quello che hai fatto. Allora io penso che nella vita non ci sia niente di impossibile, soltanto una cosa, assolutamente, che purtroppo tutti quanti dobbiamo andarci a sbattere prima o poi tutti. E quindi poi per il resto la forza di volontà, il sacrificio e la voglia, la fame di arrivare ti porta ad ottenere quello che realmente vuoi. Ti devo chiamare Francesco o Ciccio per chiudere? Allora, se sei un mio amico mi devi chiamare Francesco, se sei un conoscente di calcio mi devi chiamare Ciccio. Allora, siccome credo di essere anche un discreto conoscitore del calcio, ti chiamo Ciccio ed è un piacere e un onore. Ti ringrazio per questa bella chiacchierata. Io ti ringrazio e sottolineo il fatto di la differenza Ciccio e Francesco, perché in famiglia mi chiamano Francesco. Ah, addirittura. Nel calcio, da sempre, giocando... Ti chiamano tutti Ciccio, effettivamente. Ciccio perché è più veloce e più comodo. È più come veloce. il film di Massimo Troisi, quando sì, Ugo, Massimiliano no? con Ugo, è vero. E in questo caso, giustamente, quando giocavi era più facile chiamarti Ciccio anziché Francesco, esatto. Già eri andato via possibilmente. Grazie Ciccio. Grazie a te, Alla grazie prossima. veramente. Abbiamo dunque chiuso lo spazio del nostro face to face. Grazie per essere stati con noi. Appuntamento al prossimo. E si chiude qui la puntata odierna di Penalty, grazie per essere stati con noi, ci vedremo tra 7 giorni precisi, continueremo a parlare di calcio dilettantistico e vi ricordo nel frattempo, come al solito, l'appuntamento tanto atteso del 18 giugno a Caltanissetta con la 12ª edizione dei Penalty Awards. Appuntamento alla prossima settimana. Abbiamo resistito aggrappati ai balconi, chiusi a rivedere in TV i vecchi trionfi, per nascondere nella commozione le lacrime di angoscia, paura e dolore. Ci siamo sentiti più forti insieme, perché ci siamo ritrovati uniti e compatti, come solo l'Italia sa fare nei momenti di difficoltà. Ci siamo abbracciati al tricolore, perché tra noi non potevamo, soli sui tetti a suonare l'inno. Negli stadi abbiamo ascoltato il silenzio della tragedia, vento nel deserto di una speranza che sembrava sempre più lontana. Ma tutti insieme ne stiamo uscendo, con apprensione per il futuro, con incertezze certo, ma con fermezza, coraggio e decisione. Oggi riaprono gli stadi, è tempo di asciugarsi le lacrime, è tempo di tornare a sognare, è tempo di rialzarsi e vincere. La presentazione ufficiale delle nomination della 12ª edizione dei Penalty Awards. Vi aspetto giorno 28 di maggio alle ore 15:20 in diretta sul canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold. Ma potrete conoscere le nomination anche seguendo la pagina Facebook Penalty. Da non perdere. Tutto il meglio del calcio dilettantistico siciliano in un'unica grande serata. Il galà del calcio nostrano va in passerella con la premiazione dei migliori dirigenti, i migliori tecnici, i migliori atleti della stagione calcistica. Una serata esclusiva con il gotha dirigenziale e sportivo del calcio siciliano, le eccellenze dello sport, del giornalismo e dello spettacolo.
Presenta Ettore Tortorici.